Buonasera, benvenuti. Siamo qui per presentare il piccolo libro uscito di Giuliano Briganti dedicato alla riconquista dell'Olimpo nel Rinascimento italiano, in realtà una nuova edizione del 2016 di Schirà, che aveva avuto una precedente edizione di ristretta circolazione, mi pare nel 95, e che era l'esito di una conferenza tenuta nel 92 da Giuliano Briganti su invito di Jorge Lozano, direttore dell'Accademia di Spagna. Non soltanto una conferenza, perché probabilmente, come ha ricostruito in maniera magistrale Emanuele Pellegrini, che ha curato una splendida postfazione di questo piccolo volume, definendo Giuliano Briganti l'ultimo autentico non dogmatico formalista. Ecco, e capiamo proprio dal ripercorso della vicenda di questa testimonianza di Giuliano Briganti come in realtà fosse un tema molto, diciamo, costituiva una sorta di continuità nel suo lavoro, pur nell'eccentricità di un protagonista della storia dell'arte italiana che si è occupato dalla maniera a Van Vittel fino alle sue incursioni nel contemporaneo, memorabili le 2 pagine dedicate a suo tempo su Repubblica a Nunzio, ecco, con una capacità inventiva e con una perspicacia davvero sorprendente e straordinaria. Naturalmente questo tema della riconquista, come ci fa intravedere Emanuele Pellegrini, è un po' segnata da alcune situazioni particolari, da alcune edizioni in particolari. Da una parte l'edizione Barion, come denuncia subito in apertura di conferenza Briganti, l'edizione Barion di Leonardo da Vinci o la resurrezione degli dei, quindi la resurrezione da una parte e la sopravvivenza di Setznek, ecco, a cui dà molta importanza, e scopro, devo dire non senza qualche forma di riscatto da parte mia, la bellezza che Pellegrini ci fa avvertire nel restituire l'immagine, l'idea della biblioteca brigantiana nella edizione senese come una biblioteca apparentemente intonsa. Ecco, avendo avuto modo di allocare la mia biblioteca, la cosa più fastidiosa che mi sono sempre sentito dire, essendo un maniaco bibliofilo e bibliomane, tutti mi chiedevano: ma li hai letti tutti questi libri? Per l'apparente, diciamo, carattere intonso dei volumi, e la cosa mi dava molto fastidio scoprire che anche Giulio Briganti, tranne nel caso di un testo di Détienne segnato a biro rossa, o forse nella prefazione allo Setznek dell'81, della prefazione di Settis, con indicazioni e la sottolineatura dei termini trasposizione e alterazione, ecco, mi pare che si tratti anche in questo caso di una biblioteca intonsa. Non voglio dilungarmi oltre. Al tavolo con me Tommaso Montanari, Emanuele Pellegrini e Laura Laureati. Buon ascolto.